risaliti a bordo della nostra nave, l'ultima tappa del viaggio della crociera della musica, arte e cultura napoletana ci ha portato ad Ibiza, un'escursione tra le viuzze della città antica e le spiagge mozzafiato. Tra pochi minuti si salpa verso nuovi porti, ma affinché una crociera sia una vacanza da ricordare e soprattutto ripetere, tutto deve funzionare al meglio. Dal certosino lavoro di organizzazione ed assistenza che lo staff Scoop Travel mette in campo in ogni momento, fino, va da sé, al lavoro dell'equipaggio della nave. Conosciamo allora il comandante di questo gigante del mare e soprattutto facciamoci raccontare la sua giornata tipo e il suo lavoro quotidiano, andando ovviamente per sommi capi come si svolge, e sappiamo che poi è un gruppo comunque che segue tutti i settori, perché lei comanda la nave e poi man mano ognuno si occupa dell'hotellerie, della ristorazione e via dicendo. Sì, in effetti è proprio così, abbiamo dei meeting già dal mattino con cui parliamo con tutti i dipartimenti, ci organizziamo per la giornata, un giorno per l'altro ovviamente, e poi ovviamente la giornata comincia prima di tutto con un buon caffè, un caffè napoletano, e prosegue con le manovre di arrivo in porto, dopodiché si svolge tutta la giornata con i tour e le attività di bordo fino al conseguimento della partenza, che è l'ultimo stage della giornata, dopodiché la nostra giornata si può dire conclusa. In quasi 60 secondi il comandante è riuscito a riassumere e far sembrare quasi facile un lavoro che richiede altissime capacità ed un know-how specifico per ogni settore. Lui però ha citato le attività di bordo, proprio quelle che fanno fare le ore piccole ai nostri viaggiatori. A bordo andiamo tutti quanti insieme agli eventi, ieri sera c'è stato il Tropical Party, abbiamo tutti ballato in piscina fino a tarda notte, insomma siete e sono tutti accompagnati e presi per mano letteralmente per tutta la vacanza. E il Tropical Party ha scatenato dai più grandi ai più piccoli, dai viaggiatori allo staff Scoop Travel. Nessuno ha saputo resistere, nemmeno i nostri artisti. Tropical Party perché è bello, perché dai pochi anni, dai 2-3 anni fino ai 90 anni diventano tutti giovani, quindi c'è un'osmosi di energia da parte di tutti quanti e quindi tutti quanti si immergono in questa energia che contamina tutto il nostro gruppo, ma come avete potuto vedere migliaia di persone che entrano a far parte di questo Flower Party. Di divertimento ce n'è tanto, di musica, arte e cultura anche. E la prossima tappa della nostra navigazione esplorerà nuove curiosità. Come scoprire di quali parleremo? Beh, è facile. Continuate a seguirci.